Di fatto noi abbiamo bisogno di avere un'Europa più forte, che abbia un suo presidente eletto dai cittadini, che abbia tanti nuovi poteri aggiuntivi pensando alla difesa, per una difesa, come dire, continentale contro il terrorismo, e quindi unire gli eserciti, avere una fiscalità unica, non basta avere una moneta. È evidente che la moneta è stato limitante e ha creato anche delle sperequazioni tra i diversi paesi, quindi serve una fiscalità unica con un ministro del bilancio generale a livello europeo, serve avere uno statuto dei lavoratori unico a livello europeo per evitare storture tra i diversi paesi, tra quei paesi che hanno ancora lavoratori senza diritti o con un ambiente senza diritti. Quindi insomma serve più Europa proprio per cercare di fare tutto questo, perché l'Europa com'è non ci va bene, ma è evidente che vogliamo un'Europa più forte. Che hanno fatto reddito di cittadinanza e quota 100, dovevano invece, e tra l'altro queste operazioni le hanno fatte a debito, dovevano invece pensare a una cosa diversa, che è il cuneo fiscale, la cosa fondamentale, e poi l'altro aspetto fondamentale è la riduzione del debito pubblico. Più Europa è per noi la soluzione per affrontare le sfide che ci servono in Europa, che siano le sfide dei cambiamenti climatici, che siano le sfide del lavoro e della competitività delle nostre aziende, e che siano le sfide anche del territorio nostro, del Triveneto, e quindi portare le nostre istanze in Europa è uno dei punti importanti che possiamo fare solamente se lavoriamo insieme in Europa. L'Europa deve essere più unita se deve affrontare i colossi mondiali e il cambiamento delle scacchiere che oggi sta succedendo. L'unica maniera è quello di stare insieme più che mai per affrontare la Russia, che oggi è un po' ostile, per affrontare l'America di Trump, che non è più come l'America amica ma rema contro l'Europa, per affrontare la Cina, che è un impero abbastanza forte oggi. Quindi oggi più che mai l'Europa deve essere insieme.